Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati e grazie per averci scelto. Come al solito parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Lo facciamo il mercoledì di sera a partire dalle ore 21 e poi anche l'indomani, oggi giovedì, a partire dalle 22. Parliamo solo di calcio dilettantistico, anche se oggi parleremo principalmente di promozione ma anche di prima categoria perché si sono giocati i playoff. Partiamo subito con il campionato di promozione, eccola qua la schermata. Risultato non tanto a sorpresa, ma è stata una partita molto intensa, la vittoria del Città di Avola 2020 2-1 contro il Nicosia. È stata invece intensissima la partita tra Gioiosa e Parmonval, vince la squadra messinese per 5-3 dopo i calci di rigore. Pertanto la finalissima che si disputerà domenica prossima sarà tra Città di Avola 2020 e Gioiosa. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso, diceva Ernesto Che Guevara. Oggi si sarà da lottare e ci sono due squadre che per un intero campionato hanno lottato contro tutto e tutti, arrivando fino a qui, fino a questo giorno, fino a questa partita, che più decisiva di così non si può. Chi vince va avanti e può continuare a sognare in grande, chi perde torna a casa, rimandando tutto all'anno prossimo. È il bello di questo sport, che può darti tanto e renderti la persona più felice di questo mondo, ma può anche toglierti tutto, sprofondando nelle lacrime e nella disperazione. È solo uno sport, dicono, e forse è vero, è solo uno sport meraviglioso, chiamato calcio. Amici, appassionati di calcio, benvenuti alla semifinale playoff. Avola contro Nicosia, il rosso-blu contro i biancorossi, la vincente del girone D contro la vincente del girone C, palla per David Cecca. Adesso può andare, può sgasare il numero 11. Eccolo David Cecca, scappa la difesa. Dall'altro lato c'è Gazzana, si è aperto molto bene. Eccolo la palla per Gazzana. Cecca ha fatto un ottimo movimento. Gazzana se la porta sul destro, prova a calciare. Molto bene Santillo. Prima occasione per il Nicosia, ce l'ha avuta Matteo Gazzana. Adesso manovrano con Caldarella dalle parti di Alfò che si è abbassato. Eccolo la palla al centrale, ancora con Minolfi che ha fermato in maniera irregolare Butera. Tutti dentro l'area di rigore. Parte Alfò direttamente verso la porta. Failla in due tempi. 1 contro 1. Ha già saltato. Cross dentro l'area di rigore dove arriva Pandolfo. Attenzione alla traiettoria del pallone. Sembrava altissimo. Ancora Cavallo. 1 contro Gazzana. Con la palla per Pandolfo. Cross dentro l'area di rigore. Ricca. Ce l'ha. Ricca. Failla. Non è finito il pallone ancora. 1-0. Annullato per fuorigioco. Può ripartire in contropiede del Nicosia dalle parti di Garriga. Eccolo David Cecca, si fa vedere Zolezzi. Sovrapposizione di Garriga. David Cecca prova ad accendersi la freccia spagnola. Cecca prova a calciare. Tentativo molto velleitario che finisce al lato di Santillo. Poi Ricca dalle parti di Pandolfo, una grande occasione. Pandolfo graffita su Robles. Pandolfo! Failla, il pallone lì! Failla miracolo! Failla miracolo! Scandaloso! Ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo, 0-0 il risultato, in realtà pochissime emozioni, tante volte si è stati fermi per tanti falli di gioco. Parte Gazzana, cross dentro l'area di rigore, staccata di testa Santillo, molto bene, blocca questa palla. Ancora Ramella, vediamo se rientra sul destro. Eccolo Ramella, alla fine si scarica questo pallone nella posizione regolare, nuovamente Ramella, cross dentro l'area di rigore, nuovamente Failla, Pandolfo tutto solo! 1-0 Avola! Sempre Pandolfo che va ad esultare proprio a centrocampo. Esplode il Vincenzo Presti di Gela e avanti l'Avola meritatamente con il destro di Pandolfo dopo l'ottima risposta di Agostino Failla. Arriva l'1-0 di Pandolfo che va sotto il settore rosso-blu per prendersi tutto l'abbraccio del suo popolo. Pandolfo, una finta, se la porta sul mancino, poi prova ad andare da una grande idea per Alfò. Alfò può andare in mezzo al non riesce a trovare la deviazione decisiva, ma non è finita. C'è Ricca, se la porta sul mancino, cross dentro l'area di rigore, Gazzana, cross di testa. Rimessa laterale per l'Avola. Pandolfo che si è accasciato a terra. Si continua a giocare. Il destro incrociato con Failla che deve allungarsi per evitare il 2-0. Palla per Garriga. Caldarella prova ad anticipare il numero 9 che riesce ad allargare Alcazar che l'ha messa giù molto bene. Alcazar, bella idea per Cecca, è passato Cecca, gran chiusura
grandissima chiusura di Giannetto con una diagonale perfetta, con Di Leo di testa colpisce, poi Garriga prova a lanciare Simon Luca Castelli che è passato, Castelli steso giù da Di Dio, vediamo chi parte, fischia il direttore di gara, va Castelli, Simon Luca Castelli direttamente su punizione, l'arciere biancorosso torna così, e 1-1 al Vincenzo Presti, la pareggiata, Simon Luca Castelli, l'ha guadagnato lui, il calcio di punizione l'ha segnato lui, e adesso va a prendersi tutto l'abbraccio del tifo biancorosso, è 1-1. Si continua a giocare perché adesso Lavola, indemoniato, vuole trovare il gol del 2-1, il gol del raddoppio. Owen deve scalare, marcatura sul fallo, non sta dentro l'area di rigore. Eccolo il destro, Robles, tocco di mano, finito, ancora! Demoniato, anche mister Fabio Piccone. Si è già tolto il cappellino, non è una cosa abbastanza giusta. Castelli, posizione regolare, Castelli! Garriga, gran controllo, Garriga col mancino, strozza troppo. Parti Cavallo, eccolo il numero 9, Cavallo cross dentro l'area di rigore, Robles, autogol di Robles. Non si sono capiti, Faile Robles, dunque Lavola torna nuovamente in vantaggio, si è riacceso nuovamente il tifo rosso-blu che è impazzito. Finisce qui, Lavola va in finale dove affronterà la vincente di Gioiosa Parmobal. La partita straordinaria dei ragazzi di Attilio Sirugo che adesso possono festeggiare l'approdo alla finale, perché la prossima settimana ci sarà la squadra rosso-blu a giocarsi il sogno eccellenza. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Da Ivan Di Costa e dalla regia di Filippo Fiscella è tutto, buon proseguimento. I primi 70 minuti li abbiamo fatti veramente bene, però quando hai l'inizio della partita a tuo favore e non riesci a mettere il giusto distacco con l'avversario, poi può anche capitare che su una palla inattiva subiamo l'uno pari, e poi devo dire che ci siamo abbassati leggermente, loro hanno iniziato a creare, a giocare tra le linee bene, per fare i complimenti al Nicosia, al suo staff tecnico, perché nel secondo tempo, quando noi abbiamo avuto un po' di incertezza dopo il gol preso, devo dire che con delle giocate in verticale ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi a rimanere compatti, abbiamo ripreso ad attaccare, poi il gol del vantaggio credo che sia un passaggio del turno meritato. Questa eccellenza ce la stanno facendo strasudare, perché con 62 punti avremmo vinto il campionato ovunque. Fino a quest'anno, dopo il girone, ci aspettava una sola partita, quindi dopo questo saremmo stati in eccellenza, e invece ce n'è ancora una, ma ormai l'ultimo passo, i ragazzi sono carichi, sono pronti, e quindi siamo felici di farlo.
un'impresa impossibile, a tratti impensabile, riesce alla Polisportiva Gioiosa che elimina i tiri di rigore la Parmonval nella semifinale promozione sul neutro del Tomaselli di Caltanissette e vola la storica finalissima per il salto in eccellenza contro il Real Avola. I Granata di Mirko Silvestri ancora una volta sovvertono tutti i pronostici e continuano a scrivere la storia del club Granata. Nonostante lo svantaggio subito al minuto 14 ad opera di Cardinale che infila all'incrocio dei pali Rubio, mettendo in discesa la gara per i suoi, la Polisportiva Gioiosa non si dà per vinta e approfittando anche dell'uomo in più riesce al tramonto del primo tempo a rimettere tutto in parità con Rudoja che da pochi passi fa secco Tarantino per il gol dell'1-1 e che gli vale come primo sigillo stagionale. Risultato questo che rimane così fino al termine dei tempi supplementari con la gara che va ai rigori, dove è decisivo l'estremo Granata Rubio che ne para 2 agli avversari, mentre il Gioiosa realizza dal dischetto con Balde, Lubab, Diouf e infine quello decisivo di Rudoja che spedisce in finale la Polisportiva Gioiosa e i suoi tifosi. Abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto tutti. In contemporanea con i playoff del campionato di eccellenza si è pure giocata, eccola qua la schermata, la semifinale di Coppa Italia. La partita tra Valdinisi Vittoria, il ritorno per 3-0 per la squadra ragusana, si è già giocata il 28 aprile, mentre invece l'altra semifinale, la partita di andata tra San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo. 3-1 per la squadra palermitana del San Giorgio Piana. Il ritorno si disputerà domenica prossima. La vincente chiaramente giocherà la finalissima proprio contro il Vittoria e la partita si disputerà il 19 di maggio. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Adesso voltiamo pagina, parliamo del campionato di prima categoria. Anche qui si sono disputate le finalissime per quanto riguarda le 6 squadre. Subito la schermata. È ancora in attesa la Margheritese 2018 di giocare la sua finalissima contro la vincente del girone B, mentre invece si sono disputati gli altri incontri. Città di Villafranca 3-2 contro il Santa Venerina e il Notocalcio che perde contro il Serra di Falco 6-4 dopo i calci di rigore. Pertanto Città di Villafranca e Serra di Falco promosse nel campionato di promozione. «90 minuti separano Villafranca e Santa Venerina dalla finale playoff al sogno della promozione. Al Bucolo di Santa Teresa si gioca l'ultimo atto di una stagione lunghissima, entrambi ad un soffio dalla vittoria in campionato. A salve il primo tentativo per gli etnei sul neutro di Palazzolo, laddove è esultato il Giarre. Biancoverdi reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Terme Vigliatore, che è valso il pass per questa finale. Uno sguardo all'11 iniziale del duo tecnico Cannao Mazzeo, che schiera Taranto tra i pali, Foti Romeo La Vecchia, Iovine, Cordi, Magalletta, Di Vincenzo, Libro e Visconti a chiudere l'11. A disposizione Arrigo, Mazzeo, Lavina, Mangano, Micari, Gemellaro, Brancati, Buda e Ruggeri. L'arbitro designato il palermitano Carlo Aneli. Le immagini invece sono quelle di Francesco Morabito. Allora passiamo al film del primo tempo che si apre al settimo con Santa Venerina. Visconti perde il pallone, la ripartenza etnea con Cordova che va a lanciare Furnò, la conclusione impatta alla traversa. Minuto 26 il Villafranca cerca la reazione, Romeo a sinistra, il filtrante in zona La Vecchia, una parabola perfetta, ancora La Vecchia, l'inserimento nella di rigore, la palombella sul difensore, prova a saltare il portiere che lo tocca così in uscita e calcio di rigore. Il Villafranca l'occasionissima di sbloccare il risultato, non ha dubbi Aneli, va Riccardo Libro dal dischetto, spiazza il portiere, fa 1-0, Città di Villafranca esulta, Ricky Maraviglia adesso avanti biancoverdi. Minuto 35, non si perde d'animo il Santa Venerina, Scandurra recupera il
il pallone a centrocampo, serve alla perfezione Furno, va col pallonetto sull'uscita di Taranto, si rifanno sotto gli etnei, botta e risposta in meno di 10 minuti, 1-1, minuto 42 ancora Santa Venerina che prova a manovrare a sinistra, belle le combinazioni, il cross in mezzo per Scandurra che cerca il tentativo al volo, ma il pallone finisce alto, non ci sono vincitori dopo i primi 45 minuti, Città di Villafranca 1, Santa Venerina 1, da una parte il gol di Riccardo Libro, dall'altra quello di Furnò. Possiamo partire allora con il film della ripresa, il Villafranca effettua un cambio, dentro Lavina, fuori Romeo, minuto 55, Visconti cerca il retropassaggio ma di fatto serve Garufi, si libera bene per il tiro in area di rigore, che risposta quella di Taranto che mette in calcio d'angolo, minuto 59 tocca a Brancati, fuori la vecchia, minuto 64 e ancora il Santa Venerina a spingere, batte velocemente Cordova una punizione, Furnò cerca la girata sul palo di Taranto che però è lì e dice no, calcio d'angolo, minuto 68 Villafranca, palla aperta a destra su Iovine, il tentativo di cross del numero 5 sembra quello giusto, l'uscita del portiere, il secondo tentativo ma sulla linea è clamoroso, ancora una volta vicino Riccardo Libro alla doppietta, è il momento di Peppe Buda fuori Di Vincenzo, minuto 83 giallo per Muzzetta per fallo su Galletta, minuto 84 tocca a Ruggeri per Visconti, minuto 88 Santa Venerina in 10, Muzzetta già ammonito si becca il secondo giallo per questo intervento su Galletta dopo che l'arbitro aveva concesso il vantaggio, Santa Venerina in 10 a un passo dei supplementari, mancano 2 minuti, il Villafranca vorrebbe chiuderla già adesso. Tentativo su calcio di punizione di Libro, gira benissimo il suo tentativo ma Cantarero vola e mette in calcio d'angolo, 90esimo, Gazzetta mette a sinistra dove c'è Buda, lo stop di Buda, il controllo, sguardo in mezzo, la sterzata ce l'ha sul destro, ancora Cantarero, stavolta più semplice la parata, non bastano dunque 90 minuti più recupero al comunale di Santa Teresa di Riva, ancora il risultato in parità tra Villafranca e Santa Venerina, 1-1, 93esimo, Libro per Buda, si gira, calcia fuori, minuto 104, può esplodere il Villafranca, calcio d'angolo di Libro, pallone sul primo palo dove c'è la girata, sempre lui quando conta davvero, quando i gol sono pesanti, Giuseppe Buda fa 2-1, minuto 112, sembra tutto fatto in questo momento per il Città di Villafranca ma si deve fare i conti con l'orgoglio del Santa Venerina, anche qui azione di calcio d'angolo, il tentativo in area per Filetti che riesce clamorosamente a impattare, a fare 2-2 quando sembrava tutto fatto per il Città di Villafranca, si rifà sotto il Santa Venerina, beh una partita infinita, passano ancora 4 minuti, il Villafranca non si arrende, non vuole passare dalla lotteria dei calci di rigore, Riccardo Libro mette il corner in mezzo e arriva la svettata di Ivan Cordima con la fascia di capitano al braccio, fa 3-2, esplode ancora il settore riservato ai tifosi biancoverdi, la firma di Ivan Cordima, maglia numero 6, il colpo di testa che può valere una promozione, Santa Venerina che nel finale rimane anche in 9 uomini, c'è un calcio di punizione, c'è un calcetto di Garufi su Fodi e il 24 Etneo si becca il rosso diretto, si è reso conto subito il direttore di gara al 120esimo, però il Santa Venerina trova ancora il coraggio di provarci, la punizione verso la porta di Taranto e di Cordova che termina alta e allora è triplice fischio al comunale di Santa Teresa di Riva, il Città di Villafranca batte 3-2 il Santa Venerina e vola in promozione, una partita meravigliosa che consacra il progetto del presidente Celona e del duo tecnico Cannao Mazzeo. Amici di Wisport, è stato un piacere raccontarvelo, complimenti a tutta la comunità di Villafranca e a questa squadra che dopo aver fallito l'occasione, il jolly nella regular season, ha trovato la forza per riscattarsi in questi playoff. Music is a show with Sorrisi superstar. You're the best in the world, my Sorrisi, and songs I love you.
Voglio anche ricordare che domenica prossima partiranno anche le semifinali di Coppa Sicilia, eccola qua la schermata. Le partite saranno tra Alcamo 1928 Santa Venerina, Riviera Nord, Monforte San Giorgio. Il ritorno di queste semifinali si disputeranno giorno 19 e poi la finalissima giorno 26 di maggio. Abbiamo dunque concluso anche lo spazio dedicato al campionato di prima categoria. Adesso si volta decisamente pagina perché arriva un altro ennesimo momento dedicato al nostro face to face. Bentrovati con il nostro consueto spazio Face to Face. Oggi ospitiamo Mister Giuseppe Giordano. Bentrovato Giuseppe. Ciao Ettore, è un piacere essere qui. Vogliamo raccontare la tua storia non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista tuo caratteriale. Sei un allenatore ma sei anche un uomo che ha a che fare con il mondo dello sport, della politica, e la prima domanda che ti voglio fare però esula un po' dal discorso politico, perché vorrei sapere, tu che sei dentro comunque il mondo degli allenatori, dove va questo calcio dilettantistico oggi? Beh, diciamo che come prima domanda mi vuoi mettere subito a mio agio. Cercherò di rispondere insomma in maniera più semplice possibile. È chiaro che non è un mondo facile, perché anche nel dilettantismo si pretende subito un risultato e quindi ecco che avvengono molte sostituzioni in corsa. Però credo che la maggior parte dei tecnici che hanno l'opportunità di lavorare sia abbastanza preparato, e questo la dice lunga sul fatto che si vedono giovani, insomma, persone che si maturano attraverso le loro esperienze. Quindi è chiaro che secondo me il sistema calcio dilettantistico, come quello professionistico, ma stiamo parlando di dilettantismo, dovrebbe insomma quantomeno regolarsi un po' di più, mettere delle piccole diciamo nozioni nuove per far sì che insomma non si perda, perché di solito si dice il pallone sta un po' sgonfiandosi, no? E allora, secondo me è già sgonfiato. Sì, però noi abbiamo sempre di riserva una pompa per gonfiarlo, e quindi dobbiamo cercare di evitare tutto quello che accade nei campi dei settori giovanili, che ogni settimana succedono delle situazioni che non danno beneficio a tutti i sacrifici che fanno. E secondo te deve cambiare da lì il mondo del calcio? Dai dilettanti, ma dai piccoli? Sì, diciamo che a cascata insomma è la base che deve sicuramente pensare un po' di più, perché si pensa molto al tatticismo, si pensa proprio al risultato, invece poco al gioco. No, ma alla crescita, che è importante. Alla crescita ti porta magari a perdere 2 o 3 partite di fila, però poi hai la consapevolezza di aver fatto il tuo dovere, hai sudato, sei stata alle regole, pensi che il martedì poi riprendi gli allenamenti e sei pronto per non perdere la successiva partita. Ecco, queste sono, diciamo, le prime nozioni, secondo me, per riportare un'altra volta entusiasmo in questo bellissimo, affascinante mondo del calcio. Il mondo della politica quanto incide effettivamente nello sport? Tanto perché attraverso chi ci rappresenta a livello politico loro sono in grado di poter finanziare con dei bandi, delle possibilità, e quindi questi soldi che arrivano dalla regione o a livello diciamo centrale da Roma sono quelli che poi alla fine fanno sì che le strutture all'interno dei vari contesti si possono insomma quantomeno ripristinare, aprire, mettere in condizione che lo sportivo, il classico, la classica persona che finisce di lavorare ma sa benissimo che c'è uno spazio dove puoi andare ad allenarti e sfogarti. Strutture adeguate. Ecco, questo è quello che secondo me la politica fa, e poi secondo me anche la politica deve aiutare
diversi personaggi che nel calcio dilettantistico e nella nostra regione hanno portato un po' di soldi, innovazione, idee, programmazione, e guarda caso chi ha portato tutto questo sta vincendo i campionati. Le vittorie, secondo te, tu che sei un allenatore, possono cambiare il carattere proprio dell'allenatore, del mister? Si cambia se si vince? No, alla lunga probabilmente diciamo che la qualità del lavoro, la qualità del tuo modo di fare all'interno del gruppo sicuramente può aiutarti la vittoria, però è chiaro che dobbiamo sempre pensare che dall'altra parte ci sia sempre l'avversario, che può succedere che una palla prende il palo, la traversa, magari poi fai un errore e perdi le partite, quindi in un contesto che magari può essere un risultato negativo devi prendere sempre il meglio per poi riproporlo alla squadra quando poi riprendi gli allenamenti. Però è chiaro che tu mi insegni che il risultato positivo aiuta a migliorarsi, ad avere, come dici tu, quella capacità di pensare sempre in positivo, quindi anche nel preparare le partite, anche nel condividere, nel vivere nel contesto dove stai. Chiaramente la vittoria ti permette di avere una certa qualità. Giuseppe, vorrei farti una domanda forse un po' impegnativa. Hai mai provato invidia, gelosia nei confronti di altri tuoi colleghi? No, non perché ritengo che qualsiasi cosa che un collega è riuscito a portare in porto, scusa il disguido delle parole, è proprio perché è stata una cosa che lui si è creata, e quindi bisogna magari farsi le domande. Certo. Come ci sei arrivato? Quali sono state, diciamo, le strategie? Studiarlo. Ecco, però l'invidia no, perché, ripeto, non credo che noi non siamo qui per giudicare, noi dobbiamo sempre aiutarci tra di noi. Questo è quello che dice Papa Giovanni. Papa Giovanni dice di aprire le porte, di ascoltare, quindi anche nel mondo dello sport, ripeto, sai, se ho la possibilità ti racconto un aneddoto che io lo porto sempre dietro, e a un certo punto poi lo dico sempre perché è una cosa che mi sono portato dietro, l'ho studiata e quindi la ritengo molto importante. Ho fatto un corso di aggiornamento a Coverciano e c'era il professore di psicologia che a un certo punto disse a tutti noi: ragazzi, se io ho €1 e lo scambio con voi, a casa andrò sempre con €1, ma se io scambio €1 con te, andrò a casa con €2, con 2 idee, con 2 modi di fare, e quindi io faciliterò il mio compito. Ecco, questa è una cosa che io dico sempre, ecco, l'aggiornarsi, l'osservare, lo studiare ti permette, sapere potere, ti permette di sbagliare meno. E oggi come oggi chi sbaglia meno secondo me ha un valore aggiunto non importante nella società. La tua risposta mi è piaciuta. Qual è il sacrificio più forte che hai dovuto in un certo senso fare per coltivare il tuo sogno per diventare allenatore? Ma io guarda, intanto ho avuto la grande fortuna di avere un genitore, papà, che è stato un presidente di squadra dal 75 all'85. Papà si è divertito ad avere delle squadre nel Palermitano, tra prima categoria, seconda categoria, e allora erano squadre che come se fossero... Erano categorie un po' più importanti. pesanti. Quindi io ho vissuto questo periodo, quindi non ero il figlio del presidente, ma ero classificato come un calciatore di quella società. Poi ho avuto anche la fortuna di andare al Palermo, e quando poi insomma mi è venuta la grande occasione di stare un anno tra i professionisti, poi insomma mi sono sposato troppo giovane, ho avuto dei figli diciamo molto presto, e allora mi sono fermato in Sicilia, e poi a 29 anni ho deciso di fare l'allenatore e sono partito proprio dalle basi, insomma ho preso i patentini, ho fatto 10 anni di federazione. E questi sono sacrifici, però l'ho sempre fatto per cercare di avere anche uno spazio, ecco, perché sai, non è che avevo un lavoro fisso, dici ok, finisco con tutto il rispetto e poi mi vado a divertire, no, l'ho sempre cercato di fare a livello professionale, cioè mi alzo la mattina, porto le mie idee e poi il pomeriggio li mettiamo in campo.
E quindi questo è una cosa che mi porto da 30 anni. Ho avuto i miei passaggi e sono contentissimo perché, ripeto, ancora un titolo nazionale a livello juniors ce l'abbiamo. Te lo tieni stretto? Me lo tengo stretto e mi auguro che tanti altri riescano a ottenerlo. Sono stato tra i professionisti anche per poco tempo, ho fatto tutte le categorie ma anche per qualche settimana, però ho vissuto, cioè, dico, non mi sono fatto mancare niente. E tutto questo con tanti sacrifici, Sì, c'è la famiglia, ci sì, sono i magari figli. ho tolto qualcosa ai miei figli, ma con la consapevolezza che, insomma, che in quel momento stavo facendo quello che mi piace fare. Io non mi sono mai, diciamo, limitato nelle cose, ho aspettato, ho saputo vedere, però è chiaro che, insomma, fino adesso, devo essere sincero, se mi guardo un po' indietro, io stesso mi faccio le domande, dico, vero, non hai fatto anche campionati, però per quello che hai fatto eri sul pezzo sempre. E sono tuttora sul pezzo. Bravo. E mi auguro di essere anche da domani in poi, insomma, sempre sul pezzo, perché finché abbiamo la salute possiamo dare un piccolo contributo a tutti. È giusto. Il calcio di oggi, soprattutto quello dilettantistico, va probabilmente verso una direzione irreversibile. Ci sente, secondo me, troppo professionisti quando effettivamente non lo si è. O sbaglio? Allora, noi abbiamo un campionato importante, quello dell'eccellenza, dove per certi versi nella maggior parte delle piazze è vissuto e condiviso come se fosse un semiprofessionismo, con 5 allenamenti, mercoledì doppia. Ma questo doppia sminuisce seduta. però Sì, il infatti, discorso della parola dilettanti. È che c'è tutto un giro economico non indifferente, perché magari sai, in quarta serie Lega Pro è vero che magari sei protetto dalla federazione e compagnia varia, però ci sono momenti in cui non ci sono gli stipendi. Invece magari in eccellenza, in piazze, per avere il bomber o per avere il nome, si fanno dei sacrifici con delle cifre che secondo me, messe da parte, si potrebbero fare 2 o 3 campionati e far divertire i giovani del proprio territorio, perché alla fine io credo che, per rispondere alla tua domanda, questi sono campionati dove se io ho la forza, allora è chiaro che io devo puntare a vincere il campionato, ma se io mi devo divertire, allora in quel contesto dei 24 io devo mettere 10, 12 ragazzi che devo fare crescere. È vero, posso perdere una partita, ma probabilmente ne vincerò un'altra, però io mi costruisco i miei giocatori all'interno della mia squadra per poi o proporli o avere sempre un ricambio, e questo è quello che secondo me i dirigenti di queste squadre dovrebbero incominciare a pensare. Quindi è irreversibile, perché ormai si va verso tutti quella direzione. Sì, tutti su quella direzione, che tutti vogliono vincere, tutti vogliono essere sul carro vincente, però alla fine sempre uno. Sempre uno. Anche se abbiamo la possibilità con le 4 diciamo, che poi partecipano ai playoff, che magari hanno un mese in più e magari ne possono un'altra, però ripeto, tutte le altre che sono in quella situazione di tranquillità, io lì dovrebbero lavorare con i settori giovanili, che è importantissimo. Tra l'altro tu hai sottolineato, diciamolo pure, il campionato di eccellenza, che ormai proprio di dilettantismo c'ha poco, mentre invece ancora, per fortuna, quantomeno il campionato di promozione o quello di prima categoria, questa veste di dilettantismo ce l'ha ancora cucita addosso. Anche se negli ultimi anni devo dirti che anche in promozione si rischia quasi assorbimento con l'eccellenza. Perché ci sono stati giocatori che hanno giocato per tanti anni in Serie D, sono scesi in eccellenza, tanti anni in eccellenza, adesso si avvicinano a casa, magari non ce la fanno un allenamento in meno, magari qualcuno ha trovato un posto fisso e quindi scendono in promozione e aumentano il tasso di qualità in promozione. E quindi, insomma, per esempio il Piana, il San Giorgio Piana, con 3-4 giocatori che adesso sono in eccellenza, sono andati in eccellenza proprio per il fatto che magari qualcuno non vuole allontanarsi, magari qualcuno ha fatto famiglia, c'ha il bambino, non vuole allontanarsi, però porta qualità in quel contesto e insomma i risultati si vedono. Diciamo che sono rimasti dilettanti nella mentalità, ma nell'atteggiamento sono diventati quasi dei professionisti. Sì, guarda, io lo vedo quando facciamo le partite, no? Dalla Democrazia Cristiana, no? Che sono tutti componenti della DC, no? Magari c'è qualche ex calciatorino, no? Che io quando vengo dico: ragazzi, facciamo la chiacchierata, vediamo chi deve giocare, chi non deve giocare. Magari tu stai 10 minuti a parlare, no? Poi quando entri in campo ognuno pensa di essere il Messi o il Ronaldo della situazione, no? Quindi, pensa poi, insomma,
in campionato dove i 3 punti È vero, contano è e contano vero. anche la classifica. Nel tuo cassettone dei ricordi, siamo in chiusura di questo nostro faccia a faccia, cosa tiri fuori? Una vittoria, una sconfitta, un litigio, un aneddoto particolare? No, l'aneddoto particolare è che dopo, per esempio, dal 2001 al 2006, io ho avuto la grande fortuna di essere il selezionatore della rappresentativa di quarta serie dell'Under 18 e in questi 4 anni ho fatto 3 finali. La prima l'ho persa ai rigori, la seconda l'ho persa ai tempi supplementari e la terza, ahimè, forse dove non ci speravo, l'abbiamo vinta a Misano Adriatico. Ecco, il fatto di avere non raggiunto nelle due finali mi è rimasto il rammarico, perché credo che avevamo fatto bene. Magari quando poi non te l'aspettavi arriva la soddisfazione. Con Calarco, che poi ha fatto anche una discreta carriera al Brescia, siamo riusciti a vincere questo titolo e poi insomma è stata una liberazione, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo tutti insieme e quindi questo mi ha gratificato per quello che insomma era il contesto. Attenzione, perché in questo cassettone mi stai parlando solo di ricordi calcistici, però è anche vero che nella propria vita ci sono tanti altri bei ricordi, probabilmente la nascita del primo figlio, oppure chissà il giorno del tuo matrimonio. Questa parte della tua vita fa parte comunque della tua esistenza. Del matrimonio non posso parlarne perché già ne ho fatti 3 e quindi... Ah beh, allora in questo caso non ti sei fatto proprio mancare nulla. Non posso dire è stato bello il primo, è stato bello il secondo, è stato meglio il terzo. Però sotto l'aspetto, diciamo, di questo contesto, che è la famiglia, che è la cosa che mi fa veramente piacere, ogni tanto insomma mi guardo dietro e dico, beh, bene o male, insomma, con tutto quello che hai combinato in questi anni hai una famiglia bellissima. 4 figli, insomma 4 nipotini che ti chiamano, nonno vieni qua, parliamo, diciamo, giochiamo, insomma queste sono le cose che poi alla fine contano. E questo è il ricordo bello del cassettone. Sì, questo è, e mi auguro di poter continuare a vivere e condividere la crescita di questi bellissimi bambini che insomma i miei figli mi hanno regalato. Giuseppe, grazie, perché ti sei raccontato a viso aperto e questa è la cosa più bella proprio all'interno della nostra trasmissione. Grazie a te per la grande opportunità e insomma ci auguriamo il meglio, perché insomma per tutto quello che si sente in giro insomma bisogna stare attenti. Giusto, grazie a te. A Giuseppe Giordano, l'ospite odierno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Con il face to face di Giuseppe Giordano chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Grazie come al solito per averci scelto, vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta eventualmente visitare la nostra pagina Facebook Penalty oppure il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Appuntamento alla prossima settimana!
quando si fanno le cose con logica, con l'idea di farle bene, si costruisce dal basso. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, un lavoro di squadra. Sono molto emozionato perché abbiamo in pochi mesi ribaltato una situazione catastrofica e quindi il risultato di oggi è incredibile, veramente vedere tutta questa gente qua è un'emozione difficile da esprimere, però questo è il primo passo. Adesso bisogna festeggiare perché è giusto festeggiare, però bisogna cominciare a programmare l'anno prossimo perché bisogna andare in Serie B subito. Avevo definito nella conferenza stampa prepartita che questa era la squadra di marziani. L'ho dimostrato oggi ancora una volta facendo un grandissimo primo tempo sia sotto il profilo del gioco e anche dell'agonismo. Che la vittoria più bella è quella del presidente Antonini, al quale io dedico personalmente queste vittorie di campionato per tutto quello che ha costruito, per la fiducia che mi ha dato, per la stima che ha nei miei confronti, e dobbiamo andare tutti fieri di avere questa persona accanto. È la sua vittoria, la vittoria dei trapanesi e soprattutto, permettetemi di dire, è la vittoria di questi ragazzi. Avevo promesso alla presentazione a tutta la gente che ci saremmo rivisti a giugno in quel palco per festeggiare la Serie C e così è stata. Grazie papà dall'alto che mi hai voluto sempre guardare e abbiamo trionfato insieme. I migliori atleti, allenatori, dirigenti del calcio dilettantistico siciliano vi aspettano giorno 19 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta presso il Teatro Regina Margherita, l'11ª edizione dei Penalty Awards. Ma vi aspetto anche mercoledì 29 maggio alle 15:20 per conoscere le nomination. Appuntamento da non perdere.